Ben ritrovati cari amici nel nostro appuntamento con Radio Chef, i gusti dell'estate. Anche oggi siamo pronti a portarvi in un viaggio attraverso gli appuntamenti di gusto in regione, le ricette dei nostri ascoltatori e tanti piccoli grandi consigli. Questo momento è sicuramente uno dei più belli dell'anno, anche per trascorrere del tempo all'aria aperta e per conoscere, perché no, i migliori vini della nostra regione. Lo facciamo in questa puntata parlando proprio di quelle che sono le città del vino e degli appuntamenti correlati. Lo facciamo insieme a Maria e sentiamo allora che cosa ci racconta a questo proposito e come potremmo vivere questa tradizione enologica della nostra regione. Eccoci, ciao Barbara, ciao a tutti amici di Radio Chef. Sì, è tempo di tuffarci in una nuova avventura insieme a Promotorismo FVG. Oggi sono molto curiosa perché è un appuntamento veramente ricchissimo che ci accompagnerà in questo luglio e agosto. Sto parlando delle notti del vino in Friuli Venezia Giulia. Io accolgo subito il nostro ospite di oggi, che è il coordinatore delle città del vino nella nostra regione, Tiziano Venturini. Ciao Tiziano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo parlando proprio perché non vogliamo darlo per scontato. Cosa sono le città del vino e soprattutto come si un po' dividono qua da noi in Friuli Venezia Giulia? Allora, innanzitutto le città del vino sono comuni vocati alla viticoltura di qualità. È un'associazione nazionale. Abbiamo oltre 500 comuni che aderiscono a questa associazione. In regione sono ben 39 i comuni città del vino. Città del vino è una rete di comuni che collaborano per promuovere i propri territori, per promuovere i propri prodotti. Quindi uno dei motivi forti di questa aggregazione, di questa rete, che nel tempo si confronta nelle proprie iniziative, nelle proprie cose che fa, è fondamentalmente quella di mettersi assieme e promuovere i territori del vino. Questo è molto importante farlo anche perché sappiamo che sono tantissimi wine lovers, chiamiamoli così, in Friuli Venezia Giulia, ed è proprio a loro che è dedicato questo appuntamento Notti del Vino in Friuli Venezia Giulia. Ma Barbara, prima voglio scoprire la ricetta del giorno, poi torniamo a raccontarvi dove, come e quando si svolgerà questo appuntamento. Abbiamo preparato una ricetta dei nostri ascoltatori veramente fresca ed estiva, anche molto semplice, una pasta che si può gustare calda e fredda. Ce la manda Caterina Sorbilli da Udine ed è una pasta melanzane, pomodorini e feta. Insomma, anche per la pasta abbiamo magari bisogno a volte di nuove idee per condirla, per condire il piatto più versatile della cucina italiana. Allora vi serviranno 350 grammi di pasta, ad esempio dei rigatoni, sono quelli che preferisce Caterina, 350 grammi di melanzane a dadini, 130 grammi di salsa di pomodoro, 200 grammi di feta, 150 grammi di pomodorini, sale, origano, olio, aglio e peperoncino. Andremo a cuocere le melanzane con l'olio, l'aglio e il peperoncino per 10 minuti. Aggiungeremo quindi la salsa di pomodoro e cuoceremo per altri 10 minuti. Cuociamo la pasta al dente, mettiamo in una terrina la pasta con il sugo, aggiungiamo la feta a dadini, ai pomodorini e l'origano. E a questo punto possiamo gustarla con piacere. Tra l'altro anche questo è un ottimo piatto da preparare la mattina o la sera prima e portare in ufficio per pranzo, comodo e sano, con la verdura e la pasta. Ma io però sono curiosa, voglio tornare a scoprire che cosa ci aspetta in questo appuntamento con le Notti del Vino. Eh sì, ritorniamo dalle nostre città del vino. Notti del Vino 2024 in Friuli Venezia Giulia. Tiziano Venturini, dicevamo che sono 39 le nostre città del vino in regione, 26 quelle che aderiscono anche a questo appuntamento che inaugura proprio oggi, 25 luglio, ma che continuerà ad accompagnarci anche in tutto il mese di agosto. Ci spieghi un po' come è nato e dove saremo in questo prossimo periodo? Ma è un evento nato, io direi, da lontano, dal fatto che comuni città del vino, i 39 che citavi, da tempo, da diversi anni, lavora in comunione di intenti e ha pensato questa primavera di lanciare una nuova iniziativa per l'estate, un'iniziativa legata strettamente alle città del vino, ai territori del vino, coinvolgendo il più possibile le aziende, nessuna esclusa, dei nostri territori. Deve essere l'occasione questa delle Notti del Vino non solo di degustare i prodotti, i vini della nostra regione, ma è l'occasione anche di visitare territori spesso unici che spesso non si conoscono. Teniamo presente che sono 28 le
gli appuntamenti in 26 comuni città del vino che sono collocati su tutto il territorio regionale a vocazione vitivinicola, in rappresentanza di tutte e 4 le province e in rappresentanza anche di tutti i consorzi DOC. Quindi una possibilità unica, interessante per i wine lovers, gli amanti del vino, ma anche dei tanti appassionati a questo mondo. E anche, dico, dei curiosi che possono essere in regione per altre ragioni, perché da turisti sono sulle nostre spiagge o sulle nostre montagne e possono trovare nelle serate bellissime di fine luglio e di agosto la possibilità di incontrare prodotti di grandissima qualità in territorio di altrettanta alta qualità, con paesaggi splendidi. Partiamo dal Carso, passando attraverso il Collio e Colli Orientali per arrivare alle Grave e per arrivare sulla destra Tagliamento. Infatti questa sera si inaugura proprio a Monruppino, Re Pentabor, Rocca del Tabor. Ci sposteremo poi il 27 luglio, sabato, a Palozzolo dello Stella, il 1 agosto a Casarsa della Delizia. Vi ricordo ancora l'appuntamento del 3 agosto a Pocenia, ma poi scopriremo anche come andarli a vedere tutti, perché sono 28, sono veramente tantissimi. Io tra poco voglio anche immergerci un po' dal punto di vista del gusto, delle degustazioni e del vino perfetto per l'estate. Ne parliamo tra pochissimo. Beh, nel frattempo approfittiamo per ricordarvi, insomma, se degustate il vino, di fare sempre attenzione al bicchiere giusto. Eh sì, perché forse non ci crederete, ma la forma del bicchiere in cui degustate il vostro vino fa la differenza anche sul suo sapore. Potete addirittura rovinare un buon vino, magari invecchiato. Potete provarci voi stessi. Prendete un vino buono e provate ad assaggiarlo in quello che è il suo bicchiere, ad esempio un rosso in un bicchiere abbastanza bombato e dedicato a seconda se è un rosso più fresco oppure più invecchiato. E poi provatelo ad assaggiare in un classico bicchiere d'osteria basso. Vedrete come si appiattiscono i profumi. È un test veramente semplice che potete fare voi stessi. Ogni vino, insomma, ha il suo bicchiere, così come le luci sono importanti, ad esempio, in una fotografia, e così come, ad esempio, nella musica, l'ambiente e la sua sonorità fanno un po' la differenza. È proprio così che il bicchiere diventa lo strumento proprio per gustare il vino, e se non è corretto può renderlo irriconoscibile o addirittura quasi sgarbato. Insomma, il rischio qual è? Quello che andremo a vanificare in un attimo l'impegno di un vignaiolo. Pensiamo addirittura se abbiamo fatto una ricerca, abbiamo acquistato per un amico un buon vino, magari invecchiato in botte di un certo tipo, un buon rosso. Pensate che invecchiare un grande rosso può significare 5 anni di lavoro per un vignaiolo. Lo acquistate, ha un valore anche non da poco, e poi magari il vostro amico lo assaggia nel bicchiere sbagliato. Ebbene, assaggerà questo vino e dirà: ma non ci trovo niente di diverso dagli altri vini. Invece, se glielo fate assaggiare nel bicchiere corretto, allora potrete veramente assaporare non solo il gusto, che comunque pensate alla lingua come è fatta, i diversi sapori vengono percepiti in diversi punti della nostra lingua, della nostra bocca, del palato, così come i profumi vengono anche canalizzati attraverso la forma del bicchiere. Tutto questo concorre al sapore finale del nostro vino, che a seconda del bicchiere, adatto proprio ad esaltare le caratteristiche anche dal punto di vista chimico, gustative ma anche olfattive del nostro vino, possono fare la differenza. E poi volete mettere, insomma, anche la vista, vedere il vino nel bicchiere giusto può fare davvero la differenza, piuttosto che vederlo magari in un bicchiere piatto. Insomma, poi ci sono dei cambiamenti di bicchiere che possono fare delle differenze leggere, ma se effettivamente non usate un bicchiere veramente da vino per assaggiare un buon vino o anche un vino, veramente andate a perdere tanto della sua qualità. Per cui, se andate in questi appuntamenti, cercate di memorizzare il tipo di bicchiere che usano per un determinato vino, e poi, insomma, quando li portate a casa non dimenticate di scegliere il bicchiere giusto. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio anche gli abbinamenti con il cibo, di cui vi parlerò più tardi, e che sono anche fondamentali proprio nel servire i vini di qualità anche della nostra regione. E quindi ripartiamo anche dal gusto e dalle degustazioni. Dicevo, Tiziano, come si svolgeranno anche queste serate dal punto di vista del vino, e quali sono i vini che ci consigli per l'estate, anche seguendo questi appuntamenti? Direi che il Friuli Venezia Giulia offre una grande
varietà, ecco. Senz'altro la qualità sarà al primo posto. Avremo serate molto calde e quindi andrei su vini freschi e quindi partiremo, credo, senz'altro dalle bollicine, che sono insomma sempre in crescendo rispetto ai gusti del consumatore, ma chiaramente siamo una regione di vini bianchi e senz'altro non mancheranno tutte le varietà, a partire da quelle autoctone, ma anche quelle internazionali. Noi abbineremo al vino anche a del cibo, e quindi ci stanno bene anche i vini rossi, quelli sia gli autoctoni sia internazionali, quindi dico abbiamo una grande possibilità di scelta. I nostri visitatori, i nostri turisti, i nostri wine lovers avranno veramente l'imbarazzo della scelta. So che poi è difficile sempre scegliere, ma in conclusione, anche se dovessimo andare a brindare adesso con un buon vino, ne scegli uno per farci così assaporare l'estate in Friuli Venezia Giulia? Ma mio personale? Certo. Mio personale è un vino autoctono, è un bianco, è una malvasia. Bene, allora direi di brindare con una deliziosa malvasia del nostro Friuli Venezia Giulia, e voi andate a scoprire anche tutti gli appuntamenti sul sito cittadelvino.fvg.it. Ci sono anche tutte le pagine social, quindi trovare il programma è facilissimo, e non perdetevi questi brindisi fantastici per conoscere il nostro territorio a 360 gradi. Grazie Tiziano Venturini, coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi. Un buon brindisi Cincina quest'estate. A stasera, Monrupino. Beh, benissimo, un appuntamento da non perdere, senza contare che la Rocca di Monrupino è veramente un luogo molto romantico e suggestivo, direi perfetto proprio per abbinarlo ad un vino. Abbiamo parlato anche degli abbinamenti proprio enogastronomici, questo mariage, diciamo così, questo matrimonio tra vino e cibo è sempre molto importante, perché entrambi si possono esaltare a vicenda. E allora io vi suggerisco di approfittare di questi appuntamenti, di prendere un piccolo block notes oppure il vostro telefono, semplicemente nelle note, e di assaggiare i piatti abbinati a un vino e di annotare quali sono gli abbinamenti che avete trovato azzeccati oppure interessanti per voi, perché anche questo è un aspetto anche soggettivo, non solo ovviamente ci sono delle regole, però anche questo può aiutare. Magari le annotate, per esempio quale salume si sposava meglio con quale vino, quale piatto tipico vi è piaciuto con quale vino, anche perché ognuno di noi insomma ha i suoi vini preferiti. Tiziano Venturini ci raccontava della malvasia, ma non è detto che appunto sia il vino preferito di altri, e quindi magari non so, assaggiate un altro, assaggiate una Vitovska, la potete abbinare ad altri vini, o anche delle bollicine, anche queste si sposano bene con alcuni dei piatti locali. Segnatevi, fatevi un piccolo vademecum che vi servirà per le prossime volte, per proporli ad una cena magari e far bella figura portando il vino giusto dedicato al menù, o anche appunto se doveste andare ad una cena saprete che vino scegliere in base a quello che avete messo in tavola. Maria, tu fai questo gioco ogni tanto, perlomeno ci pensi quando scegli il vino, oppure vai sul tuo vino preferito a prescindere? Io devo dire che adoro quelle persone che arrivano con la bottiglia perfetta quando gli dici cosa cucini, anzi che ti chiedono addirittura cosa cucini stasera, cosa mangiamo stasera, e poi arrivano con la bottiglia perfetta. Secondo me è una cosa bellissima, è tipo ho pensato anche a quello che mangiamo e ho scelto il vino in base a quello. Le persone che lo sanno fare sono meravigliose, io ci provo ma non sono così esperta, ecco. Sto studiando. D'altronde, insomma, se uno va in un'enoteca dovrebbe almeno essere abbastanza scontato che ti possano consigliare sul vino in base al menù che proponi. Quindi questo si può assolutamente fare, oltre che a specializzarsi. Però adesso so che Maria, tu ci porti a scoprire gli eventi della vicina Carinzia. Lo facciamo come sempre con MySontag. Sì, perché tu dicevi di segnarci tutto quello che scopriamo attraverso il vino, i suoi bicchieri, le sue peculiarità. Io vi invito a segnarvi invece in agenda questo appuntamento dal 28 luglio al 4 agosto, perché siamo a Villach per il Kirchtag, la sagra popolare più grande dell'Austria. Arriva proprio in questi giorni, pronta ad accompagnarci, e c'è un ingrediente veramente molto particolare che accompagna
accompagna questa festa è della zuppa. Ogni stagione ha le sue sagre, ogni regione della Carinzia ha i suoi piatti tipici e in estate si festeggia tradizionalmente il Kirchtag con una gustosa zuppa di sagra. È veramente un must. Vengono cucinate in modo elaborato in grandi quantità secondo antiche ricette, servite non solo in occasioni di sagre ma anche in altre occasioni estive come i matrimoni ad esempio. E proprio in questi giorni la Villacher Kirchtag Suppe, la zuppa di questa sagra, fa parte di questa festa come proprio gli abiti tradizionali che molti conoscerete. Sono il Dirndlkleid e i Lederhose, sono vestiti tipici proprio della donna e dell'uomo, sono bellissimi secondo me, sono veramente, vivere queste esperienze in prima persona è davvero fantastico. Questa zuppa proviene in realtà dalla Rosenthal ed è stata portata nella città sulla Drava solo negli anni 50 dalla leggendaria oste di Villach Maria Rainer. La zuppa originale è composta da 36 ingredienti, alla base ci sono 5 tipi di carne: il manzo, il vitello, il maiale, l'agnello e il pollo, che vengono poi tagliati a pezzetti e aggiunti alla zuppa. Nella Valle Rosenthal la zuppa viene servita con cubetti di pane fritti nel burro conditi con cannella. A Villacco si mangia tradizionalmente poi il dolce Reindlig, simile alla putizza quasi, se vogliamo fare un accostamento. E in occasione del Villacher Kirchtag, Mein Sonntag ha anche invitato la chef Lisa Wieland, la vice sindaca di Villach e presidente del Villacher Kirchtag Gerda Sandrisser, e il direttore di Kärntnen Milch Helmut Peschar a cucinare insieme questa zuppa. Vi racconto velocemente solo come viene preparata. Dovete mettere in una pentola capiente 4 litri d'acqua con la carne e le verdure del brodo pulite e portate a bollore. Durante la cottura eliminate la schiuma con una spatola abbastanza ripetutamente. A metà cottura, circa dopo un'ora, aggiungete la cannella, l'anice e le erbe aromatiche, tra cui salvia, timo, prezzemolo, cerfoglio e basilico. A seconda del tempo di cottura togliete poi la carne e la mettete da parte. Si parte dal pollo per arrivare al manzo per i tempi di cottura diversi. Filtrate la zuppa in una pentola, la fate ridurre, poi sbattete della panna da cucina e della panna acida con la farina e il tuorlo e mescolate con un colino la zuppa bollente. Immergete lo zafferano in acqua e poi lo mescolate. Infine mantecate con latte intero, sale e pepe se necessario. Servite la zuppa con la carne tagliata a cubetti e con, come vi dicevo, il dolce. Abbiamo visto la ricetta completa, la trovate sul sito meinsontag.at. Beh, una zuppa bella intensa, ma secondo me durante le sagre, durante le feste della tradizione, sono cose che bisogna provare. Ecco. È vero, assolutamente. Tra l'altro io ce l'ho anche l'abito e magari lo recupererò per andare alla festa. Bene. Ti consiglio di farlo a Villach. Non so se giri poi per le vie di Trieste o per il Friuli Venezia Giulia. No, però bello. In realtà se giri per le vie di Trieste lo riconoscono tutti. Sì, perché, infatti, insomma, sicuro. È abbastanza noto. E puoi dire tipico. Sto festeggiando il Kirchtag di Villacco, l'ho spostato qui. Tipico della tradizione mitteleuropea, ovviamente austro-ungarica. E in ogni caso noto anche per la festa della birra di Monaco. Esattamente. Noi comunque vi diamo appuntamento con Radio Chef domani, sempre alle 12:30, con altre notizie, dalla spesa, le ricette e altre curiosità. Recupererete ovviamente le ricette di oggi, ma anche tutte le informazioni per gli appuntamenti che vi abbiamo raccontato sul nostro sito radio.0.it e sui nostri social. Grazie a Igor da Milano per la regia video e mandateci le vostre ricette. Scriveteci, il nostro form è sul sito radio.0.it, 338 611 6060, il nostro numero WhatsApp, ma trovate tutto sulle nostre pagine social. A domani con Radio Chef. Ciao. Radio Chef.